porterà un contributo decisivo alla corsa verso Casugana del candidato di centrodestra Mario Conte. Secondo alcuni, potrebbe addirittura raccogliere più voti della lista stessa di partito della Lega. E non sarebbe una sorpresa visti i big coinvolti Luca Zaia e Giancarlo Gentilini. Nata dopo laboriose trattative, la compagine con i nomi del governatore e dello sceriffo è in campo ed ha svelato il suo simbolo. Luca Zaia traccia le priorità. Siamo sicuri che questa città tornerà alla piccola Atene, tornerà a essere quella bomboniera che prima l'amministrazione Gentilini e poi Gobbo hanno donato ai trevigiani, pensando che non sia assolutamente anormale che una donna possa uscire di casa a qualsiasi ora senza porsi il problema che se qualcuno l'aggredisca o approfitti di lei. Il governatore, che insieme a Conte ha visitato alcuni negozi storici della città, lancia anche un appello ai trevigiani. In questa partita c'è bisogno dell'aiuto di tutti, a parte le battute. L'aiuto di tutti vuol dire che ci saranno molti di voi e molte di voi che faranno parte della compagine delle liste che sosterrà Mario Conte. Ma dall'altro c'è anche chi può fare un sacco di promozione, parlare con le persone che hanno dubbi, cercare di far giungere le nostre idee di programma per la città, incontrare Mario Conte o creare le condizioni perché Mario possa incontrare, io direi, prima gli infedeli dei fedeli. Di fronte ai big leghisti, dal segretario regionale Tony D'Area, quello provinciale Dimitri Coin e quello cittadino Massimo Candura e diversi altri assessori e consiglieri regionali, Mario Conte dice di volersi proprio ispirare alle amministrazioni di Zaia, di Gentilini, di Gobbo. Noi saremo semplicemente i rappresentanti dei cittadini a Casugana, quindi la nostra città dobbiamo costruirla e farla crescere tutti insieme, con questi padrini. I nomi dei vari candidati della lista verranno svelati poco a poco. Già assegnato però il posto di capolista, spetterà a Gentilini. Cittadini trevigiani, l'orologio della torre civica segna la mezzanotte. È finito il tempo di questa dittatura della sinistra. Quindi io dico che all'orizzonte c'è una nuova era portata davanti dal candidato sindaco e dove c'è il sole delle Alpi che riscalderà nuovamente la città di Treviso, che è gelata e congelata dal ghiaccio siberiano. Io voglio che il sole risplenda e faccia rivivere la città di Treviso.